le indagini sull'omicidio di Sandra Casagrande, trucidata a coltellate nella sua pasticceria il 29 gennaio 1991 a Roncade. C'è un indagato, un 57enne che prima di oggi non era mai stato sfiorato dalla vicenda. Cruciale la comparazione con il DNA. Un cold case che negli anni ha visto moltiplicarsi sospetti e piste senza sbocchi. Un arresto recente ha permesso di avere accesso al codice genetico dell'uomo, che all'epoca del delitto aveva 22 anni. In paese i ricordi di chi 35 anni fa c'era e la sorpresa per la nuova pista imboccata dagli inquirenti, ma anche la voglia di giustizia. Violenza a Porta San Tommaso, la procura di Treviso chiede l'archiviazione per i 2 maggiorenni coinvolti assieme al gruppo di minorenni. Secondo il PM non fu un'aggressione ma una rissa. L'inchiesta della Procura di Belluno per turbata libertà della gara di appalto nei lavori per la cabinovia Apollonio Socrepes. 3 indagati, tra questi il commissario di governo e l'amministratore delegato di Simico, Saldini. Monopattini elettrici, da domenica è entrato in vigore l'obbligo di targhe. Sono scattate le prime sanzioni da parte della Polizia Locale di Treviso. Dispiace per Villanova, ma in questi 6 mesi ho ascoltato i cittadini veneti, che sono la mia priorità. La replica del governatore del Veneto all'attacco dell'ormai ex esponente leghista che lo accusava di non averlo mai sentito dopo il voto. Dalle 9 di questa mattina aperta a Belluno la Camera Ardente per Gianclaudio Bressa, tra omaggi e commozione. Domani i funerali dell'ex sindaco e parlamentare PD. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso e la cronaca in primo piano con la svolta giudicata importantissima dagli inquirenti nel delitto della pasticcera di Roncade Sandra Casagrande, uccisa nel suo negozio con 22 coltellate nel 1991. Il presunto killer è un 57enne del posto, all'epoca 22enne, iscritto nel registro degli indagati Paolo Gorghetto. A lui porterebbe il DNA. Un profilo genetico a cui adesso è stato dato un nome per l'omicidio della 44enne Sandra Casagrande, assassinata la sera del 29 gennaio del 1991 all'interno della pasticceria Due Torri di Roncade. La Procura della Repubblica di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati un 57enne originario di San Cipriano, Paolo Gorghetto, poco più che 20enne all'epoca dei fatti. A lui gli inquirenti sono arrivati non attraverso una delle tante piste seguite negli anni, ma grazie alla banca dati nazionale del DNA. Abbiamo identificato un soggetto il cui DNA corrisponde a quello repertato all'epoca dei fatti e sul quale la magistratura adesso ha chiaramente delegato degli approfondimenti investigativi e abbiamo provveduto a prelevare il suo DNA per fare un ulteriore confronto al RIS di Parma. Un ignoto che fino a pochi mesi fa non era neppure stato sfiorato dal lungo iter della vicenda, ma il cui profilo genetico è risultato compatibile con quello di un individuo sconosciuto, ricavato dalle tracce organiche repertate all'epoca all'interno della pasticceria e sulle banconote macchiate dal sangue di Sandra recuperate nel self-service di un distributore di benzina di Roncade, dove secondo gli investigatori l'assassino quella sera si era fermato a fare carburante. Profilo finito appunto nella banca dati, dove poco tempo fa è stato inserito anche quello di Gorghetto. Recentemente questo profilo ha matchato con quello del soggetto che era stato arrestato per un altro delitto. Da lì le indagini serrate condotte dal nucleo investigativo dei Carabinieri di concerto con l'aliquota della sezione di PG della Procura trevigiana. L'ipotesi è che quella sera il killer abbia visto la porta aperta, la luce accesa in pasticceria, sia entrato. Cosa volesse non è chiaro, ci sia stato un litigio e il violento epilogo. Niente telecamere all'epoca della morte della Casagrande, niente celle telefoniche, nessun collegamento diretto tra vittima e indagato, che tuttavia compie un reato, nulla di altrettanto grave, ma viene arrestato e il suo DNA schedato. L'incrocio dei dati porta improvvisamente a lui. Di fronte agli inquirenti che gli hanno chiesto conto del fatto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. A RIS è affidato il compito di una seconda, approfondita verifica del DNA, ma già ora gli inquirenti parlano di svolta importantissima, consentita dalle moderne tecniche di indagine genetica. Il delitto terribile, massacrata a coltellate Sandra Casagrande, era una sera di gennaio del 1991, poi 35 anni di indagini tra archiviazioni e nuove piste che non hanno dato esito. Allora, sempre con Lina Paronetto, ripercorriamo l'omicidio di Sandra Casagrande e il successivo lavoro degli inquirenti ora a una possibile svolta.
Stordita con una bottigliata in testa, in bocca un pezzo di tessuto, un reggitende per non farla gridare, 22 coltellate tra il collo e lo sterno, una delle quali inferta con così tanta violenza da spezzare la lama rimasta conficcata nel petto, il seno nudo coperto infine con una vestaglia, il pavimento parzialmente ripulito dal sangue con il maglione della vittima, poi ritrovato su una panchina. È questa la scena che si presenta la sera del 29 gennaio 1991 ai primi che entrano nella pasticceria di via Roma a Roncade, dove Sandra Casagrande, 44 anni, giace ormai senza vita. Nel negozio sopra il quale la donna, vedova da 11 anni dopo il suicidio del marito Luciano Vio, abita, un vassoio di paste che stava preparando. Chi e perché abbia riversato quel martedì la propria furia cieca sulla 44enne non è stato dato finora di sapere. Spigliata, avvenente, subito si fa strada la pista passionale. La lista è di una decina di sospettati tra le province di Treviso e Venezia. Perquisizioni, acquisizione di testimonianze, un clima ostile e omertoso, così lo descrive l'ex procuratore di Treviso Antonio Foiadelli. Sospettato ma mai formalmente indagato l'allora maresciallo dei carabinieri Giuseppe Gentile, morto nel 2021, mentre accertamenti formali vengono svolti nei confronti di un impiegato comunale e di un commerciante. Finisce con delle archiviazioni, il responsabile rimane senza nome. Nel 2009 la procura di Treviso riapre il caso. Da 3 banconote da 10.000 lire macchiate di sangue rinvenute nel distributore di benzina self-service di Biancade di Roncade, dove l'assassino si è fermato a fare benzina, ci sono il DNA di Sandra e tracce organiche di un altro soggetto. L'esame genetico scagiona tutti quelli che fin lì sono stati sospettati. A gennaio 2010, alla trasmissione Chi l'ha visto, una telefonata anonima accusa un uomo in divisa molto influente che la sera del delitto era in pasticceria con le tante persone accorse sul luogo dell'omicidio. L'attenzione torna sull'ex comandante Gentile, ma per l'allora procuratore Michele Dalla Costa non ci sono elementi tali da riavviare le indagini. Ora, a distanza di 35 anni, la vera svolta, gli inquirenti hanno in mano un DNA che coincide con quello collegato al delitto e quel DNA ora ha un'identità. Un delitto che Roncade non ha ovviamente mai dimenticato. In paese dunque i ricordi di chi 35 anni fa c'era, la sorpresa anche per la nuova pista imboccata dagli inquirenti, ma anche la voglia di giustizia. La luce accesa, la porta aperta della pasticceria, i ricordi vanno a quel 29 gennaio 1991, a passare nel cuore di Roncade un giovane che stava andando a casa della fidanzata. Sono passato davanti, penso sulle 8:30, 8:30, era aperto normalmente, non ho visto niente ovviamente. Poi ritornando sul tardi era successo già tutto. Lei conosceva la pasticcera? Beh sì, ero bambino, ero già grande, ma la conoscevo da quando ero bambino, c'era la pasticceria qui. Quel giorno, ci racconta, c'era poca gente in giro, ricordi che tornano vivi nella mente di chi li ha vissuti. Ora, dopo tanti anni, il presunto killer ha un nome, 57 anni oggi, allora era un giovane. Sto ripensando a quanto giovane era allora, quando allora tutti quanti i rumors eccetera eccetera si rivolgevano a una persona ben più avanti con l'età. Infatti non riesco proprio a capirlo questo mi stupisce molto. La pasticceria non c'è più, qui ora c'è una banca, ma accanto è rimasto un barbiere locale che c'era anche allora. Mio zio aveva il negozio qui e adesso ce l'ho io. Cosa ti ricordi di quei giorni? Io ero molto giovane, però mi ricordo tutto il clamore del periodo, una cosa molto inedita per Roncade. Un delitto terribile, efferrato. La famiglia di Sandra Casagrande non ha mai smesso di lottare e cercare giustizia. Ora la svolta, dopo 30 anni, inattesa ma sperata, spiega senza mezzi termini l'ex sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli. Il delitto in sé è già qualcosa di orribile, ma quel femminicidio è stato compiuto anche con una crudeltà ed una cattiveria tale che non può rimanere impunito. È un segnale importante, continua, le indagini faranno il loro corso e si capirà anche se questa persona sia stata o meno aiutata da qualcuno in questi anni. Non pensino mai gli assassini di farla franca. Non esiste il delitto perfetto, esiste il delitto per cui non si è potuto capire chi è stato o non si è potuto accertare o non si è potuto condannare, ma non esiste il delitto che possa passare impunito ed è giusto anche a distanza di tempo che chi l'ha compiuto venga assicurato alla giustizia.
Ora si attendono gli ulteriori riscontri, ma questo è un passo decisivo verso una verità che in tanti attendevano. Dopo tanti anni mi auguro venga fatta piena luce su un delitto che ha sconvolto tutta la cittadinanza. La cronaca giudiziaria: maltrattato, picchiato, umiliato, una vita da incubo per un bimbo di appena 11 anni, aggressioni quotidiane fino a quando il bambino è iscritto alle scuole medie e si confida con un insegnante. Mio padre racconta, mi picchia senza motivo, non so più cosa fare. Scatta la denuncia. In un'occasione in casa della famiglia arriva anche la polizia dopo una sfuriata dell'uomo, ma la donna non presenta denunce, i maltrattamenti continuano. L'undicenne viene colpito in testa, bruciato con lampadine incandescenti. La mamma trova alla fine il coraggio e presenta la denuncia. L'uomo viene allontanato e per il 40enne è iniziato oggi il processo. Deve rispondere di maltrattamenti familiari diretti anche alla ex compagna e poi di lesioni. E ancora dal tribunale violenza, lo ricorderete, la violenza a Porta San Tommaso. La procura ha chiesto l'archiviazione per i 2 maggiorenni che il 5 dicembre scorso si sarebbero resi responsabili dell'aggressione ai danni di 4 giovani. Per il pubblico ministero si sarebbe trattata di una rissa fra 2 gruppi e non un agguato. Ora i legali delle presunte vittime, gli avvocati Stefano Simione e Andrea Gumina, hanno annunciato l'intenzione di presentare l'opposizione. Nel frattempo però il Tribunale dei minori di Venezia ha chiuso le indagini riguardanti i 5 minorenni coinvolti nello stesso fatto e amici dei 2 maggiorenni. Entro 20 giorni il pubblico ministero chiederà il rinvio a giudizio per lesioni aggravate. In sede di opposizione dell'archiviazione, i legali dei 4 minorenni che sarebbero stati aggrediti puntano sulle discrepanze nella interpretazione dello stesso fatto da parte delle 2 procure. Da una parte dunque il Tribunale dei minori di Venezia che parla di un'aggressione e la Procura di Treviso invece di una rissa, e su questa discrepanza puntano appunto i legali dei 4 minorenni. Da domenica, torniamo in città, restiamo anzi in città ma lasciamo la cronaca giudiziaria. Da domenica è entrato in vigore l'obbligo di targa per i monopattini elettrici. In questi giorni i primi controlli della polizia locale e quindi anche le prime multe. Nell'ultimo anno abbiamo esattamente sanzionato 48 conducenti di monopattini elettrici per situazioni più che altro collegate al mancato uso del casco obbligatorio e a dinamiche di guida, quindi di conduzione del veicolo, tali per cui è stato necessario, diciamo, contestare le violazioni. Quella relativa appunto all'uso della targa obbligatoria al momento sono 5. Una cinquantina di violazioni rilevate dalla Polizia Locale di Treviso nell'ultimo anno e mezzo, da quando cioè è scattato l'obbligo del casco per i monopattini elettrici. 5 invece le sanzioni elevate da domenica scorsa, da quando è necessario dotare questi mezzi di targa. Il contrassegno va richiesto attraverso una particolare procedura. Per fare la pratica è necessario andare all'interno del sito ufficiale portale dell'automobilista.it, è un sito ministeriale del Ministero dei Trasporti, e lì è possibile appunto fare tutta la procedura. Dal prossimo 16 luglio poi scatterà un ulteriore obbligo per i possessori di monopattini elettrici, sempre più numerosi sulle strade e spesso coinvolti in incidenti stradali. Entrerà in vigore l'obbligo sempre per questo tipo di veicoli, quindi monopattini elettrici, anche dell'uso, o meglio della sottoscrizione di una copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile a favore di terzi. E adesso la politica perché continua a far discutere l'addio alla Lega dell'ex capogruppo del Carroccio in Regione Alberto Villanova dopo l'annuncio in diretta, l'avete sentito anche ieri a Ring, martedì sera, di non essersi più tesserato con il Carroccio. 6 mesi di amarezze e silenzi, l'accusa principale diretta al governatore del Veneto Alberto Stefani, che ha detto Villanova a Ring, nei 6 mesi successivi al voto non si è fatto mai sentire con lui dopo essere rimasto fuori di fatto dal Consiglio regionale. Allora oggi in un appuntamento nel Padovano il presidente del Veneto Stefani ha replicato, ha voluto commentare le parole di Villanova. Sentiamo cosa ha detto. Mi dispiace ovviamente, però io in questi 6 mesi ero concentrato a rispondere ai cittadini. Io sono un presidente di regione, devo prima rispondere ai cittadini del Veneto, poi posso rispondere agli ex consiglieri regionali. Su questo credo sia normale e doveroso che i cittadini del Veneto abbiano la priorità.
Stringato ma efficace, insomma, nella risposta Stefani, che appunto ha espresso questo commento nei confronti di Villanova, la tensione insomma che resta nel Carroccio. Dal Carroccio agli azzurri di Forza Italia ci spostiamo brevemente a Padova, perché è in corso il congresso regionale di Forza Italia con la candidatura unica alla guida di Flavio Tosi, perché di fatto, e lo chiedo a Chiara Gaiani in diretta insieme ad Andrea Benetti, le parole d'ordine sono continuità e compattezza. È così, Chiara? Sì, ti confermo Nicola, buonasera ai telespettatori. Il congresso regionale è iniziato davvero da pochi minuti, lo hai riassunto tu, una candidatura unica, ma in realtà tutte le caselle dell'organigramma di Forza Italia a livello regionale sono state riempite nel segno della continuità. Flavio Tosi sarà affiancato da 4 vice, uno avrà l'incarico di vicario. Prima dell'inizio del congresso, a cui tra l'altro sta partecipando anche il senatore Maurizio Gasparri, abbiamo raccolto la dichiarazione di Flavio Tosi, che peraltro vi abbiamo proposto in diretta all'interno dell'edizione veneta dei nostri telegiornali. Allora io vi lascio con le parole che ha appunto detto Flavio Tosi, che fra poco sarà eletto in modo unitario e per acclamazione segretario regionale. Ringrazio Andrea Benetti, che è qui con me, per la collaborazione tecnica, e poi la linea può tornare a voi. Di fatto si va in continuità. Al di là di Flavio Tosi, i 4 vice segretari, che sono il vice segretario vicario Roberta Toffanin, l'onorevole Cortellazzo, il consigliere regionale Maltauro e Gianluca Forcolì. E 36 nomi che sono stati scelti tutti dal territorio, in base al numero delle tessere, in base agli abitanti delle province. Le segreterie provinciali hanno espresso ognuna una parte di questi 36 nomi, 24 uomini e 12 donne, in modo appunto che ci sia l'assoluta unitarietà, perché quello che si aspetta da noi l'elettorato, non si vogliono baruffe, gossip, confronti sui giornali per questioni interne. All'elettore interessa che Forza Italia a livello locale, a livello regionale e a livello nazionale lavori per il territorio, faccia proposte e trovi soluzioni. In Forza Italia hanno parecchi decenni che non si facevano i congressi e Antonio Tajani giustamente ha detto: se vogliamo essere un partito vero si devono fare i congressi, meglio se unitari, perché questo dimostra compattezza anche verso l'esterno. Così dunque Flavio Tosi. Noi andiamo velocemente in pubblicità, ma ci sono ancora molti servizi da vedere fra pochissimo. Rieccoci in diretta. Prima della pubblicità parlavamo di politica con il congresso regionale di Forza Italia a Padova. Restiamo sulla politica, ma parliamo delle amministrative ormai alle porte. Ieri sera in piazza Giorgione a Castelfranco le associazioni di categoria hanno incontrato i candidati sindaco, presentate le loro richieste per il futuro economico della città. Noi ci presentiamo per la prima volta come 3 associazioni uniti, siamo una forte rappresentanza del tessuto economico territoriale. Chiediamo al Comune di usare le nostre competenze, le nostre esperienze, tutta la nostra compagine che è ricca di esperienze, di persone che lavorano e conoscono bene la città. Confartigianato Imprese, CNA e Confcommercio Castelfranco Veneto faccia a faccia con 3 dei 5 candidati sindaco della città. Luca Pozzobon, sostenuto dal centrodestra, Maria Ghimenton per la coalizione di centrosinistra e Daniele Manente, sostenuto dalle liste Avanti Castelfranco, Cambiamo Castelfranco e Punto d'incontro. Assenti invece Paolo Ceschini e Diego Giovine. In una piazza Giorgione gremita, le associazioni di categoria a pochi giorni dal voto mettono sul tavolo le richieste per il futuro economico della città. Chiediamo alla nuova amministrazione la possibilità di mettere a terra un tavolo di confronto duraturo per una programmazione attiva. Tra le priorità anche quella di una visione di area vasta con collegamenti non solo all'interno di Castelfranco ma estesi all'intero territorio. Chiediamo soprattutto di poter allargare i confini di Castelfranco alla Castellana. Per noi è molto importante questo termine, che non è una declinazione linguistica ma è una zona estesa dove tutte le attività si intrecciano. Uno sguardo poi ai giovani.
Stiamo portando avanti un'attività di informazione, dare informazioni ai ragazzi delle medie, e stiamo portando avanti un discorso sull'apprendistato duale, perché crediamo che i giovani assolutamente sono il futuro e il futuro delle aziende dipende assolutamente dai giovani. Dal mondo del commercio la richiesta di mettere al centro i negozi di vicinato, le realtà dei centri storici. Questo è un tema scottante, urgente, gli operatori necessitano un intervento immediato, quindi deve essere una cosa urgente da prendere in mano e da programmare nell'immediato. E adesso torniamo a Treviso per parlare dell'accordo importante firmato tra Comune, tra Casugana e Soprintendenza per la semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche. Obiettivo: meno burocrazia e tempi più rapidi. Meno burocrazia, tempi più rapidi e un dialogo diretto fra Comune e Soprintendenza. Treviso prova ad accelerare sulle autorizzazioni paesaggistiche con un protocollo firmato alla presenza dell'assessore De Checchi, la soprintendente Marta Mazza e la dirigente della direzione urbanistica regionale Salvina Assist. L'accordo durerà 6 mesi ed è il primo in Veneto fra una città capoluogo e la soprintendenza. Obiettivo: snellire le pratiche senza abbassare la tutela del patrimonio storico e ambientale. La materia dell'urbanistica è una di quelle che necessitano di più tempi ed è una di quelle materie che molto spesso irritano o inibiscono investimenti perché la tempistica di realizzazione di un atto è troppo lunga. In quest'ottica questo accordo è importantissimo perché laddove in un procedimento di natura amministrativa era necessario ottenere un primo parere da parte della Commissione Comunale Paesaggistica e poi un secondo parere, sempre di natura paesaggistica, dalla Sovrintendenza, adesso questi 2 pareri avvengono nella Commissione Comunale. Questa commissione darà quindi un parere definitivo sulle opere senza ulteriori sprechi di tempo, evitando rallentamenti, richieste integrative e passaggi duplicati. Le riunioni potranno svolgersi anche in videoconferenza e riguarderanno autorizzazioni ordinarie semplificate e accertamenti di compatibilità. Si parla di centinaia di opere e di atti. I pareri di natura paesaggistica sono davvero moltissimi perché parliamo paradossalmente di qualche centinaio di provvedimento, perché andiamo dall'opera ma così come andiamo dalla casetta alla lottizzazione. Quando sono in determinate zone queste opere tutte richiedono una paesaggistica e quindi abbiamo non 1 o 2 atti ma abbiamo centinaia di atti che possono trarre una semplificazione da questa procedura. E per chi se lo stia chiedendo, il Parc della Vittoria non rientra nella casistica applicata. No, assolutamente non. Questo prescinde completamente da un'opera pubblica in senso stretto come il Parc della Vittoria. È qualcosa che è a vantaggio di tutti i cittadini per qualunque tipo di iniziativa, non un elemento specifico, anche perché riguarda la procedura, non il contenuto. Dove io dovevo prima spendere dei mesi per avere 2 provvedimenti, adesso riesco ad averne uno in un contesto unico. È uno dei migliori esempi di semplificazione amministrativa che potevamo applicare. A poca distanza da Piazza Vittoria c'è poi la zona dell'area di Via Roma e non solo, la zona rossa, la zona calda di Treviso, dove sabato i collettivi del centro sociale Django organizzano appunto una serie di eventi, di performance, musica e artisti per rivitalizzare proprio la zona più calda dal punto di vista del degrado. La scelta di fare il pomeriggio 23 ai giardini della stazione è stata una scelta politica perché è una zona rossa, zone rosse che sono sempre più diffuse, sempre più violente e risposte securitario a un degrado che effettivamente c'è ma che si può affrontare in maniera diversa. Per noi cultura vuol dire anche sapere di poter contare su un'amministrazione che ascolti i bisogni dei cittadini e soprattutto dei giovani. Un pomeriggio culturale, artistico e musicale nel cuore di quella zona rossa, i giardinetti della stazione, spesso luogo di incontro dello spaccio e del degrado. La risposta da parte dei collettivi capitanati da Django non può che essere culturale, aggregativa ed inclusiva. Per dimostrare invece che c'è una cultura che si può costruire dal basso, c'è una cultura diversa e soprattutto c'è una cultura che valorizza la comunità.
E per noi infatti se le istituzioni non risponderanno ai nostri bisogni ce le creeremo in autonomia. Per noi Treviso è di chi la sogna, di chi la attraversa e soprattutto di chi la vuole trasformare. Una giornata aperta a chiunque si sente di volere una città diversa e più partecipata. Si può venire qui appunto in totale libertà, ci saranno dei workshop a cui si può partecipare, verranno fatte delle interviste, delle domande alle persone su come vivono Treviso, su come la vedono, ci sarà la musica, ci sarà i banchetti di autoproduzione, insomma una giornata ricca di cultura e di socialità. Col pensiero che corre anche le terribili immagini di tortura subite dai naviganti della flottiglia nei giorni scorsi. Quello che sta accadendo è inguardabile, il fatto che le istituzioni stiano ora iniziando a prendere un po' parola sulla questione è qualcosa, ma non è sicuramente abbastanza, perché il problema c'è da anni. Noi abbiamo avuto un compagno che è stato sulle imbarcazioni, è stato fermato da Israele, è stato sequestrato e portato in Grecia. Quello che vediamo nei video in questi giorni è 1/10 di quello che succede al popolo palestinese nelle carceri, a Gaza e in qualsiasi altra situazione. Per cui noi lo condanniamo fino in fondo e sosteniamo il popolo palestinese e la Palestina libera. C'è una guerra in corso ormai da giorni, da una parte la società sportiva del Condor Calcio e il Comune, martedì il primo capitolo con quel comunicato shock che parlava di dimissioni in blocco del direttivo entro la fine della stagione con accuse precise al Comune. Ieri la replica dell'assessore allo sport e vice sindaco Alessandro Manera, oggi un incontro proprio con la stampa dei vertici. Sentiamo cosa hanno detto. Vogliamo che smuova sicuramente l'idea e la progettazione di questa amministrazione. C'è la possibilità di un passo indietro? È molto difficile, molto difficile. Se non siamo riusciti ad avere un dialogo in 8 anni è difficile pensare di avere un dialogo in un mese. Una porta chiusa che difficilmente il direttivo della Condor riaprirà dopo la sofferta decisione di dimettersi. Di fronte alla stampa e ad alcuni genitori le motivazioni di una presa di posizione così forte. Non ci sono più le condizioni per portare avanti la nostra mission, quella di integrare i ragazzi, spiega il vicepresidente. Ci troviamo con impianti inefficienti, con poca illuminazione, inascoltati dall'amministrazione. È una scelta maturata in questa lunga amministrazione, in 8 anni, che ci ha privato di qualsiasi dialogo e di qualsiasi possibilità di crescita. Mendicino ricorda i 200.000 euro spesi per i lavori straordinari degli impianti, gli 80.000 per il campo di Sant'Antonino, poi si toglie qualche sassolina dalle scarpe, replicando le dichiarazioni di sindaco e vice sindaco, in particolare a quanto detto da Manera su una società che nel tempo ha smesso di evolversi. È talmente offensivo da parte di noi dirigenti che da una vita portiamo avanti un servizio sociale che dovrebbe essere un fiore all'occhiello per un comune. 550 iscritti, 14 etnie diverse che hanno sempre convissuto senza problemi, solo con la voglia di giocare a calcio. Una storia lunga 80 anni, quella della Condor, con un epilogo simile ad altre società a riferimento dei quartieri costrette, evidenzia Mendicino, a fermarsi. Si è perso un valore molto importante in questi anni. E forse noi siamo l'ultima pagina nera delle prime pagine nere nate da questa amministrazione che poteva contare su 5-6 società sportive, San Giuseppe, Sant'Albona, Indomita, Academy Treviso, che sono di fatto svanite. Ha deturpato quello che può essere il paesaggio calcistico giovanile nel territorio di Treviso. Il direttivo garantisce il proprio impegno fino al 30 giugno. Consegneremo una società sana, senza debiti. Abbiamo già dei contatti che non sono gli imprenditori di Conte, ma sono dei contatti probabilmente del luogo. E a proposito della cordata di imprenditori che sarebbe pronta a subentrare, non è possibile che io senta che ieri in mezza giornata il sindaco Conte ha già trovato tutti gli imprenditori pronti a rilevare il conto. E fino adesso, fino a questi 8 anni che chiedevamo aiuto, dove sono stati? Anche su questo punto Mendicino puntualizza. I requisiti saremo noi a analizzarli, e non certo l'amministrazione. Accanto alla società, le famiglie, alcune presenti alla conferenza stampa. Mio figlio ieri piangeva.
Piangeva perché ha detto: a settembre dove vado, cosa faccio? Le porte sono state sempre aperte, è tornato qui, ha sempre giocato qui e lui continua ad avere la divisa del Condor, quindi grazie, scusate ma anche per me è difficile. Grazie. Il mio era molto preoccupato perché anche lui diceva: a settembre dove andiamo? Speriamo che possano esserci degli aiuti per continuare. Che la vicenda non sia finita lo dimostra la replica a stretto giro del sindaco di Treviso Mario Conte, che rassicura famiglie e ragazzi pronti a dare, dice, continuità. Siamo abbastanza abituati a queste prese di posizione del signor Mendicino, ormai non ci facciamo nemmeno più caso. L'obiettivo nostro è quello di dar continuità al grande lavoro svolto dalla società Condor, che ricordo non essere soltanto Mendicino, ma è composta da tante brave persone che hanno a cuore il bene dello sport, il bene dei bambini, e su questa linea noi vogliamo continuare. Quindi sarà mia cura convocare il CDA uscente per capire quelle che sono le loro volontà, consapevoli che noi come amministrazione abbiamo già trovato le persone che hanno intenzione di dare continuità. Quindi garantisco le famiglie, garantisco i bambini che la società Condor continuerà a lavorare, ovviamente se ci sarà la volontà anche da parte della società uscente. Noi le idee chiare ce le abbiamo, ho sentito delle accuse che sono davvero incredibili anche nelle tesi. 500 bambini, quindi non dovranno cercarsi un'altra società? Assolutamente no, potranno ovviamente, se ci sarà la disponibilità da parte della società uscente, noi siamo pronti a dar continuità. Questo è il nostro obiettivo. Sosteniamo tutte le società della città di Treviso, lo facciamo con grande impegno, con grande passione, lo facciamo con investimenti. La sanità adesso, prevenire le cadute negli anziani over 65 e riabilitarli togliendo loro la paura di rifarsi mali, e l'impegno dell'ULSS 2 su questo tema. Nel 2025 abbiamo fatto 597 consulenze nel reparto di ortopedia e abbiamo fatto circa 2700 trattamenti. Per la maggior parte si trattava di persone con fratture da caduta e nella quasi totalità dei casi erano fratture di femore. Ogni anno sono migliaia gli over 65 che finiscono in ospedale dopo essere inciampati in casa, sulle scale o semplicemente durante una passeggiata, e spesso non è solo una frattura, dopo una caduta arrivano paura, perdita di autonomia e isolamento. Molteplici fattori da tenere in considerazione, non sottovalutare mai nessuna caduta, anche la più piccola, e per sapere se siamo a rischio ci può aiutare il test dei 6 minuti. Se un soggetto in 6 minuti fa meno di 400 metri è a maggior rischio di cadute, e lo possiamo misurare all'interno della vita di tutti i giorni andando a valutare il tempo impiegato per percorsi abituali. Per una riabilitazione completa, oltre alla palestra, alla tecnologia, agli specialisti e al supporto della rete familiare del paziente, serve anche una spinta psicologica forte. Recuperare è anche un percorso mentale. C'è sempre una componente psicologica. Noi siamo nati come persone che camminano, che vivono in piedi. Il non poterlo fare, il dover reimparare a camminare con dolore e con difficoltà dopo anni in cui le nostre gambe ci portavano senza neanche pensarci, diventa assolutamente una problematica psicologica. Anche per quanto riguarda l'evento del trauma, che è sempre, anche nelle persone che apparentemente possono sembrare normali, è sempre una cosa estremamente grave. La paura di ricadere è un fattore che gli specialisti conoscono molto bene e che la tecnologia supporta con macchinari all'avanguardia. Qui per esempio vediamo un'apparecchiatura che si chiama Smart Gravity 3D, che permette alla persona di essere ancorata a un sistema tramite un'imbragatura che le permette di muoversi liberamente su questa superficie, ma appena si sbilancia o rischia di cadere il sistema entra in funzione e la protegge dalla caduta in modo dolce ma comunque sicuro. Si sente protetta, si sente sicura e quindi il percorso riabilitativo può continuare anche nelle condizioni più difficili. Per prevenire le cadute in casa possiamo rimuovere gli ostacoli come tappeti sdrucciolevoli o mobili che intralciano, illuminare bene gli ambienti, calzare scarpe con suole di gomma e mettere corrimano nei punti più pericolosi. E poi fare attività fisica a qualunque età per allenare le qualità che prevengono i problemi come equilibrio, stabilità e forza. E adesso andiamo nel Bellunese.
E partiamo dalla notizia che è deflagrata questa mattina, ce lo raccontava proprio in diretta Tiziana Bolognani nella prima edizione, la valanga giudiziaria sui giochi di Milano Cortina, l'inchiesta della Procura di Belluno per turbata libertà della gara di appalto dei lavori per la cabinovia Apollonio Socrepes. 3 al momento gli indagati e tra questi il commissario di governo e amministratore delegato di Simico Fabio Saldini. Per la società infrastrutture e il Ministero invece c'è la sicurezza che siano state rispettate tutte le regole. Sentiamo. Raffica di perquisizioni, sequestri di documenti personali e societari, inquirenti e consulenti tecnici al lavoro per rafforzare quello che viene definito un solido compendio probatorio nel frattempo già acquisito nei confronti di 3 persone al momento formalmente indagate, tra queste il numero 1 di Simico Fabio Massimo Saldini. La Procura di Belluno accende il faro sull'affidamento dei lavori della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina e il reato ipotizzato è di turbata libertà della gara di appalto dell'opera affidata direttamente alla Graffer SRL da Simico, che in precedenza aveva annullato la gara a seguito della diffusione di notizie relative all'interessamento di 2 colossi del settore, Leitner e Doppelmayr. Dall'alba sono state disposte perquisizioni in 5 città italiane: Roma, sede legale di Simico, Milano e Brescia, sedi della Graffer SRL, Napoli e Cortina, alla ricerca di prove che confermino quanto peraltro già acquisito a carico della committente e dell'esecutrice dei lavori, che opera in associazione temporanea di impresa con la bellunese Dolomiti Strade e Eco Edile di Bergamo. Ufficiali di polizia giudiziaria della squadra mobile di Belluno e del servizio centrale operativo della Polizia di Stato di Roma hanno acquisito materiale che sarà esaminato nei prossimi giorni. L'ipotesi investigativa dei magistrati bellunesi concerne la possibile sussistenza di condotte che, grazie ad accordi collusivi o comunque tramite attività fraudolente, si legge nella nota del capo della Procura bellunese Massimo De Bortoli, hanno deliberatamente favorito la Graffer SRL nell'assegnazione dei lavori a discapito di altre ditte interessate, con la consapevolezza che i tempi a disposizione non sarebbero stati compatibili con la messa in funzione dell'impianto entro l'inizio dei Giochi Olimpici. Sull'Apollonio Socrepes, per ora incompiuta, pende un'altra inchiesta penale della Procura di Belluno a seguito di un esposto per disastro e frana colposi presentato dai legali dei residenti della frazione di Lacedel, mentre all'attenzione della Corte dei Conti la richiesta di verifica della correttezza delle procedure e dei possibili danni erariali per la realizzazione dell'opera, i cui costi sono lievitati da 23 a 35 milioni di euro. Dalla nascita del progetto di finanza alla decisione di separare cabinovia e parcheggio fino alle gare annullate e all'inchiesta della Procura. La cronistoria dell'Apollonio Socrepes attraversata da polemiche, da ricorsi e accelerazioni. L'impianto funiverario non risolve il problema delle Olimpiadi, quindi non è mai stato fatto per le Olimpiadi, è stato fatto per garantire alle persone, turisti che arrivano a Cortina, di poter salire sulle piste da sci senza utilizzare l'autovettura privata. Abbiamo tentato di farlo per le Olimpiadi, si è dimostrato un progetto molto più complesso di quello che si era immaginato fino a un certo punto, non per le ragioni geologiche, invece la geologia è ampiamente controllata. Raccontava così Fabio Massimo Saldini al nostro direttore Luigi Bacialli nell'intervista di bilancio post Giochi Invernali 2026. Un progetto, quello per l'Apollonio Socrepes, nato come un unico intervento di partenariato pubblico-privato per creare un sistema integrato di mobilità a Cortina d'Ampezzo in vista delle Olimpiadi 2026. Cabinovia, parcheggio interrato e people mover. A febbraio 2025 Simico decide però di rimodulare il progetto separando l'intervento in più stralci funzionali. La priorità diventa la cabinovia, considerata indispensabile per garantire i collegamenti verso l'area delle Tofane durante i giochi. Simico subentra ai privati e accelera l'iter pubblico dell'opera. Pochi mesi dopo emerge il primo nodo sugli appalti. Simico annulla la pregara e la procedura viene rifatta da zero. A luglio l'affidamento diretto dei lavori all'ATI, composta da Graffer, Dolomiti Strade e Eco Edile, fa saltare la mosca al naso ai cronisti. La Graffer non è l'originale trentina dei pionieri degli impianti di risalita che nel 1956 costruirono gli impianti per le Olimpiadi di Cortina, ma la società di Sergio Lima, che ne ha inglobato marchi, brevetti, stampi e che mai prima d'ora, per bocca dello stesso patrono ai microfoni di Report, ha costruito una cabinovia, ne ha la tecnologia adeguata per la quale si affida alla turca Anadolu Teleferic. Nel frattempo aumentano contestazioni e dubbi
dubbi, soprattutto sotto il profilo ambientale dell'opera. Ansfisa, l'autorità ministeriale, non ha mai rilasciato l'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, strategico per le Olimpiadi, che non è mai entrato in funzione. Alla notizia dell'inchiesta della Procura di Belluno, la richiesta della deputata di AVS Luana Zanella è perentoria. Credo che a questo punto l'amministratore delegato, commissario straordinario, direttore generale della Simico debba dare le dimissioni. Si sapeva benissimo che sarebbe stato impossibile finirla prima delle Olimpiadi. A questo punto aspettiamo che la magistratura faccia il suo percorso, ma per quanto ci riguarda il sospetto che qualcosa di veramente grave sia accaduto è stato da noi stessi in più occasioni denunciato. Si è aperta stamane alle 9 alla casa funeraria Dedea Gelisio di Belluno la camera ardente dove riposa l'ex parlamentare ed ex sindaco di Belluno Gian Claudio Bressa, morto improvvisamente lunedì notte nella sua casa di Firenze in attesa dei funerali che saranno celebrati in cattedrale domani alle 16. Sono iniziate sin dalle prime ore, come vedete, le visite di parenti, amici e compagni di partito e di battaglie parlamentari, non su tutte, lo ricorderete, l'autonomia. La Camera Ardente sarà aperta anche domani dalle 9 alle 12, prima dell'ultimo solenne saluto che a Bressa sarà tributato dalla comunità bellunese appunto alle 16. Un progetto per non dimenticare quanto accaduto e quanto accade a Gaza, soprattutto dal punto di vista dei bambini. Dimenticare Gaza, per non dimenticare soprattutto i bambini di Gaza. L'associazione Fonti di Pace continua la sua opera di sensibilizzazione e a Belluno ha trovato ascolto e partecipazione da parte di chi, come ANPI e CGIL, ha organizzato quest'anno a Busche la festa del 25 aprile, il cui circa 2.000 euro di utile sono stati devoluti proprio a Fonti di Pace per sostenerne le iniziative. L'intento è quello di salvare almeno una piccola parte dell'infanzia di Gaza. Ricordiamo i 20.000 bambini morti sotto le bombe di un governo cosiddetto democratico e si inserisce per quello che noi riusciamo a fare come una piccola iniziativa che però riesce in qualche maniera a svicolare tra le maglie della repressione. L'associazione ha creato una scuola con 4 insegnanti e uno psicologo in grado di accogliere una quarantina di bambini tra i 6 e i 12 anni. 40 bambini possono riprendere il ciclo di insegnamento delle scuole primarie in un ambiente sicuro, pulito, assicurando alimentazione e igiene adeguata. Una scuola, ma cercando anche di dare loro da mangiare e da vestire in un posto sufficientemente sicuro, in una situazione drammatica dove si cerca di sopravvivere, mangiando becchime per le galline da dividere con i ratti che scorrazzano ovunque. Il libricino, che contiene i disegni dei bambini, è disponibile contattando l'associazione e quei disegni, che sono anche una mostra itinerante, potrebbero presto essere esposti presso la sede bellunese della CGIL. È tutto per questa edizione di Treviso e Belluno, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.